Io ieri sera sono andata a letto a mezzanotte e mezza con il Bacchiglione che aveva già superato la soglia dei 5 metri. Alle 2 eravamo ancora tranquilli, alle 3 e mezza purtroppo, quando ci siamo svegliati, abbiamo trovato la sorpresa, avevamo già l'acqua tutto dentro il giardino e anche all'interno dell'appartamento. Ecco, quindi voi avete lo scantinato, il primo Noi piano completamente abbiamo, sotto. esatto, la cantina, vabbè, ma quella può passare la cantina al garage, ma tutto il piano sotto, tutto l'appartamento è tutto allagato, compresa la taverna, i garaggi. Fortunatamente siamo riusciti a spostare le macchine e portarle al sicuro, altrimenti avevamo anche le macchine e non riuscivamo più a tirarle fuori perché quando l'acqua è troppa non riesci più a tirarle fuori. Comunque ce l'abbiamo fatta. Notte di paura per i residenti di Strada Casale è andata sott'acqua, stavolta come il 27 febbraio. Un'ondata di maltempo imprevisto che qui a Vicenza è andato diversamente rispetto alle previsioni di allerta gialla, con 100 mm di pioggia caduta in poche ore, con il Bacchiglione che è salito a pochi centimetri in meno del livello di esondazione, fermandosi stanotte a 6,04 m. E continua l'allerta rossa fino alle 21, in cui i fiumi continueranno ad essere sorvegliati speciali. Stanotte, oltre al bacino di Caldogno, è stato aperto per la prima volta dall'inaugurazione anche quello di Viale Diaz. Qui siamo in zona Stadio Menti. Ci siamo ritrovati in quasi la stessa situazione del 27 febbraio, quindi con il condominio allagato, anche i garage allagati. È stato un po' deprimente vedere che dopo 2 mesi e mezzo praticamente non è successo niente. Ancora interrotte diverse strade e Ponte di Debba e in corso verifiche per il cedimento del muro della scuola dame inglesi, oltre agli allagamenti che hanno investito la materna Malfermoni.